Il caso delle 8 insegnanti venete che rischiano di perdere il proprio posto di ruolo ottenuto con una prova suppletiva del concorso che si era tenuto nel dicembre del 2021 approda in regione con una mozione della consigliera di Forza Italia Elisa Venturini. Gli insegnanti, ora che stanno svolgendo la loro attività, in teoria non hanno più titolo giuridico per poterlo fare. Ecco che mi sono attivata con una mozione da portare in Consiglio regionale, ma anche con una nota che ho inviato all'assessorato all'istruzione della regione, affinché questi insegnanti comunque si vedano riconosciuti il diritto di poter continuare ad insegnare e soprattutto garantire ai ragazzi, ai bambini, la continuità in termini di insegnamento, perché interrompere proprio ora, in pieno anno scolastico, non è certo una situazione ideale. Ecco perché a mio avviso la Regione si deve attivare presso il Ministero per garantire la continuità didattica e salvaguardare il diritto dei lavoratori. Come vi avevamo raccontato la settimana scorsa, attraverso la testimonianza di una di loro, molti insegnanti, perché positive al Covid o in quarantena fiduciaria, non avevano potuto presentarsi il giorno stabilito per il concorso che si era tenuto nel dicembre del 2021 e avevano fatto così ricorso al TAR ottenendo una data supplettiva. Un centinaio di loro, 8 in Veneto, avevano superato poi la prova e sono entrate di ruolo a settembre, un posto che però ora è stato cancellato dalla sentenza del Consiglio di Stato. La consigliera regionale Venturini ha portato il loro caso in regione. Nei giorni scorsi il ministro dell'istruzione Valditara aveva fatto sapere che almeno per quest'anno scolastico le docenti sarebbero state mantenute di ruolo per garantire una continuità didattica agli alunni.